Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cesinta ha presentato oggi, presso il memoriale amianto del Museo della Cantieristica di Panzano, il doveroso e solenne ricordo e omaggio che, nel concludersi dell'anno, la città vuole dare ai suoi cittadini, colpiti da una delle tragedie più insidiose e subdole che hanno colpito le nostre maestranze e tante nostre famiglie, quella legata alla fibra invisibile e micidiale dell'amianto. Le parole del sindaco al termine della cerimonia. Questo è un luogo di grande importanza perché l'abbiamo voluto molto, è il memoriale che racconta le tappe, racconta cos'è sulla nostra pelle, cos'è stato l'amianto e poi racconta quali sono gli attrezzi che venivano utilizzati quando i nostri genitori andavano a lavorare e quali erano gli abiti da lavoro che le nostre mamme lavavano, il terlis che portava purtroppo anche questa patologia, ci sono delle donne anche giovani che si ammalano in questo momento. Ecco, quindi è un luogo veramente per noi molto importante perché poi racconta anche quali sono state le azioni e conclude con un elenco di nomi di persone che sono state riconosciute dai processi penali come morti a causa dell'amianto. Per noi che purtroppo da qualche anno a questi processi non possiamo partecipare più a causa di una transazione che ha raggiunto la precedente amministrazione, dobbiamo dire che questi rappresentano la giustizia che mio padre non avrà mai e molti non avranno mai, ma questi rappresentano la giustizia grazie al grande lavoro che ha fatto la Procura individuando la causa la causa diciamo della morte dei numerosissimi cittadini di questo territorio. Voglio dire che però noi stiamo facendo una grandissima azione in questi anni, non abbiamo solamente ovviamente ricordato, ma abbiamo agito. Siamo stati comune pilota per la verifica con i droni, la verifica di un progetto regionale circa la bonifica. Abbiamo già bonificato tutto il territorio di Monfalcone da edifici pubblici che avessero ancora presenza di amianto e anche da strutture pubbliche. Abbiamo con la Regione lavorato per riuscire a supportare i cittadini che avessero privatamente, e questo si evidenziava da questa mappatura che abbiamo fatto, che avessero avuto immobili con tetti in amianto, in particolare se lo stato fosse pessimo o mediocre. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, colio e quei. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.